Nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti e bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio che assegna su Radio Libertà ogni settimana il direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Sì, ci sono e mando un saluto a tutti chi ci ascolta. Bentornato su Radio Libertà. So che oggi assegniamo un Bamba che un po' mi fa male al cuore, ma è ahimè un Bamba fondato. Sì, è un Bamba molto alto, molto importante, perché io immagino che tutti gli ascoltatori si ricorderanno di un grande calciatore del Milan, Ibrahimovic, che è stato per lungo tempo la bandiera della squadra rossonera. Ebbene, adesso fa il dirigente e lì ha rivelato i suoi limiti. E vi spiego perché. Diciamo che prima del campionato, o comunque nei dintorni dell'inizio del campionato, aveva detto che il Napoli, in sostanza, questo lo traduco io, era una squadra mediocre e quindi non avrebbe mai svettato in questo campionato. Ebbene, il Napoli è primo in classifica, gioca benissimo, ha un allenatore di ferro e comunque i risultati sul campo danno ragione al Napoli e torto marcio a Ibrahimovic, perché il suo Milan, insomma, quest'anno è un po' stenterello e quindi non è neanche paragonabile alla Napoli. In sostanza ha pescato una buccia di banana il caro Ibrahimovic, quindi significa che lui giocava bene, ma di calcio non è che capisca moltissimo per quanto riguarda la teoria, la preparazione degli atleti, la capacità di mettere in campo una squadra competitiva. Quindi ha rivelato di essere stato sì un grande giocatore, questo lo sappiamo, ma come dirigente ci sembra piuttosto modesto e incapace di interpretare la realtà. Per cui siamo costretti ad assegnargli un Bamba che penso sia molto meritato e magari lo aiuterà nel futuro a correggersi, perché insomma sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. Questo, diciamo, in sostanza il Bamba di oggi, e credo che pochi possano contestarlo, perché io mi riferisco ai dati, alle cose reali che succedono sul campo. Quindi povero Ibrahimovic gli converrà stare zitto e cercare di dare alla sua squadra un minimo della forza del Napoli. Ahimè, a rinforzo di questo Bamba, dico ahimè da rossonero talebano, ma come hai detto tu sono dati, martedì il Milan è stato appunto battuto dal Napoli di Conte 2-0 e volevo sottoporti questo virgolettato di Ibra. Quest'estate, quando gli chiedevano ma perché il Milan non ingaggia Conte, un grande allenatore che è sul mercato, e lui rispose con tutto il rispetto, in base ai nostri criteri non è quello che cerchiamo. Forse questi criteri non erano così fondati, diciamo. Diciamo che erano criteri valutati piuttosto male, tanto è vero che gli diamo il Bamba, proprio per questa ragione. Intanto le ha prese dal Napoli e basterebbe questo per dimostrare la fallacità delle sue opinioni, ma soprattutto c'è una questione di rendimento generale, è che il Napoli è primo in classifica, quindi i suoi risultati non si può discutere, mentre il Milan arranca, diciamo, non a livello della sua storia, e quindi abbiamo un Milan che, affidato a Ibrahimovic, non è all'altezza di Ibrahimovic calciatore. Indubbiamente, anche perché a seguire la logica di Ibra, che a me spesso piace perché è un politicamente scorretto eccetera, ma lui recentemente disse al Milan comando io, sono io il boss, e quindi la responsabilità però sta a lui.
Questo è il guaio, è che comanda lui, e infatti si vedono i risultati ed è per questo che gli assegniamo il Bamba, augurandoci che questo premio gli possa dare una scossa e fargli capire che il gioco del calcio non si svolge a tavolino, non si svolge con le chiacchiere, ma sul campo, e sul campo il Napoli è meglio del Milan. Sì, questo ahimè è, come dire, poco opinabile. Volevo chiederti anche, Maria, per la tua esperienza di direttore, di costruttore di giornali, di gestore di giornali, che forse questa vicenda di Ibra ci insegna anche una cosa, no? Che vale anche in altri mondi. Cioè, per esempio, un grande inviato non è detto che sia un grande direttore, no? Cioè, fare il solista e gestire una squadra sono due cose diverse. Beh sì, sono cose diverse, perché un conto è dirigere la baracca, un conto è far parte di una baracca magari organizzata bene, per cui ti facilita il compito. E in effetti i grandi giornalisti che poi hanno fallito una volta issati alla direzione di un giornale hanno rivelato di non essere all'altezza. Questo non significa che siano cretini, significa che non è il loro mestiere. Il loro mestiere è quello di raccontare la vita, di raccontare i fatti, possibilmente con ricchezza di linguaggio, in modo di interessare e affascinare il lettore, mentre il direttore deve capire quali sono gli argomenti da trattare e poi soprattutto la titolazione e l'impaginazione del giornale, che deve essere tale da incuriosire il lettore, che a parte il fatto che adesso le edicole non ci sono più, ma comunque un tempo esponevano i giornali alle edicole e uno li sceglieva in base proprio alla titolazione. Cioè, hai in mente qualche esempio secondo te, di grande giornalista che però non si è rivelato grande direttore? No, guarda, adesso così sui due piedi non vorrei dire delle stupidaggini, però sì, mi è capitato di incontrare, per esempio Cavallari. Alberto Cavallari è stato un grandissimo giornalista, scriveva in modo divino, ma quando ha diretto il Corriere della Sera ha fatto un flop terrificante. Certo, invece scusa, tornando a Ibra, forse gli sfugge da uomo di campo che poi fare il dirigente di una squadra di calcio oggi vuol dire anche fare politica, no? A cosa mi riferisco? Il Milan ha perso col Napoli anche perché aveva due squalificati molto importanti, due titolari della squadra, che hanno scontato la squalifica col Napoli perché la partita col Bologna è stata rinviata dalla Lega Calcio per il maltempo. Poi in realtà quel giorno a Bologna c'era il sole, però, no? E allora lì forse è mancato un po' di peso politico, cioè te la dico male, ma con Berlusconi e Galliani sarebbe mai successa una cosa del genere? Io penso di no, anche perché si è trattato di un'ingiustizia, perché tu non puoi far scontare la mancata disputa di una partita così a capocchia. Devi naturalmente riferirti all'episodio della sospensione o della mancata esecuzione della partita. Invece lì hanno fatto un'operazione piuttosto scellerata. Indubbiamente. Senti, invece, da persona che l'ha conosciuto molto bene, non solo professionalmente, io mi ricordo che Berlusconi diceva tutto quello di cui mi occupo è profano, il Milan è sacro. Hai qualche ricordo del rapporto tra Berlusconi e il Milan? No, perché non parlavamo quasi mai di calcio, anche perché il mio rapporto con Berlusconi sì, c'era, ogni tanto andavo a casa sua, mi invitava a cena, ma si parlava di tutt'altro. E poi fra l'altro Berlusconi era una persona che difficilmente parlava del Milan, proprio perché per lui aveva una certa sacralità il Milan, quindi era un argomento che prescindeva da tutto il resto, dai giornali, dalla politica, eccetera, eccetera. Quindi aveva una sua disciplina mentale Berlusconi, che è poi quella disciplina mentale che gli ha consentito di sfondare in ogni campo. Cioè, diciamo che allora questo Bamba speriamo sia fonte di ispirazione per Ibra, magari anche guardando a quella disciplina mentale berlusconiana, ecco. Meno sparate e più disciplina mentale, via. Sì, infatti, e poi soprattutto badare ai fatti, perché è chiaro che nello sport si fanno tante chiacchiere, ma poi alla fine che decide il campo, e poi per valutare una squadra devi guardare la classifica e non al resto.
indubbiamente. Direttore, noi ti ringraziamo come al solito di essere stato con noi. È stato un e ti diamo piacere. appuntamento a giovedì. A giovedì, un saluto a tutti. A presto, grazie. Ciao, ciao. Avete ascoltato il Bamba della settimana.